Ed ecco a voi Galan, 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 galan. 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 Giancarlo Galan, Deputato di Forza Italia, signor Galan, buongiorno. Buongiorno. oggi è il grande giorno, Giancarlo. No, oggi sai che non è una buona giornata, non mi sento in vena di scherzare su quella che Ma tu sarà non devi una scherzare. delle pagine più schifose della storia della Repubblica. Spieghiamolo subito perché non si senta a suo agio oggi. Oggi è il giorno della decadenza e lui ha già detto, usando un termine un po' troppo politichese se vogliamo, che la decadenza è una colossale cazzata, diciamo, Sì, no? lei, Ecco. signor Galan, Così, è in politichese. conferma? È qualcosa di peggio. È peggio di una colossale molto cazzata? Peggio, perché è un atto che segnerà la storia della Repubblica comunque. Ed è un atto perpetrato fra tradimenti e per usare un altro termine politichese, porcate. Una porcata. Porcata, sì, una porcata. Ne dico qualcuna. Chi è che fa la porcata? Chi Beh, è? la fanno i nemici storici nostri. Alfano? La fa chi ha deciso, no, quello ha fatto i tradimenti. Ok. La fa chi decide di votare, cosa che non esiste in nessuna parte del mondo civile, a scrutinio palese, a voto palese su una persona. La fa la porcata chi ritiene di non dover neppure chiedere alla Corte Costituzionale un giudizio sulla retroattività. Perché lei sulla dice che se... costituzionalità della retroattività della legge Severino. La fa chi ritiene di non dover neppure interrompere per giudicare se le nuove prove portate siano... Ma quali nuove prove? Quella di Appleby? Quella che scagionano Le ha capite Berlusconi bene. dall'aver Io ho letto fatto- sulla Repubblica carta straccia. Beh, questo lo dice la Repubblica, Sì, beh, ma un la giornale- Repubblica, Eh. insomma, la Repubblica è uno cos'è di che- quei giornali che Sì. hanno partecipato a questi in questi Che hanno fatto anni. la porcata anche loro? Ma no, legittimamente, è un giornale di sinistra, io non Certo. dico mica che uno debba avere una posizione Senta, prestabilita, ma citarlo come esempio di... No, di- certo. no. Obiettività? No. Adesso Non è obiettivo la Repubblica? Beh, insomma, la Repubblica è un giornale di sinistra, fatto Sì. molto bene, scritto bene, è il giornale il cui editore Benedetti, non è certo certo. un amico di Berlusconi, Senta, anzi sta è parlando- uno che ha avuto una sentenza un po' discutibile Beh, a sentenza. favore. Senti, invece Alfano? Alfano è una delle più grandi delusioni che Della io sua ho avuto, vita? ma peggio che delusione, Ma perché? perché è stata una conferma quindi non è della una delusione. cattiva opinione che ho del genere umano sostanzialmente. Che tristezza. Cosa ha fatto? Tristezza, sì, fa tristezza perché ha approfittato con cinismo degno della peggiore politica del momento di difficoltà per Pugnalarlo alle spalle. Ho pugnalare già sentita il padre questa. a cui doveva tutto. Secondo te, in che condizioni psicologiche, che dovrebbe fare lui oggi? No, allora, lui è una roccia dal punto di vista, io non so neanche come faccia francamente con il clima che c'è in questi giorni a mostrare ancora così ottimismo e cercare, pensa che dà forza a noi, è una cosa che veramente non è un grande. Io scusatemi oggi, a differenza di altre No, volte ma- con voi ho sempre scherzato, francamente. Ma tu non sono- devi scherzare. No, ma nel senso, magari chi ci ascolta non capisce neanche, no? Perché in effetti io sono sempre stata un po' goliardica e sono sempre stata al gioco, però oggi francamente ho la morte nel cuore, quindi Ma non faccio pensi, molta fatica. Licia, non pensi che comunque la vita gli abbia già dato tanto a Berlusconi, che anche se gli viene una botta non succede niente? Ma no, ma questa è una botta diversa, capisci? Cioè lui non viene sconfitto nelle urne, non viene sconfitto in modo democratico degli elettori. Qua c'è una minoranza che ha deciso di ribaltare il corso della storia nel modo più pessimo possibile. E questa è Quale la minoranza? drammaticità della giornata No, il di nuovo oggi. centrodestra, Questa è la dici? Com'è? Beh, la minoranza è il nuovo centrodestra? Ma no, ma io tutto, cioè da una parte della magistratura alla parte del Senato, cioè nella giornata di oggi ci sono purtroppo migliaia di errori fatti dall'altra parte per cercare di abbatterlo nel modo più vigliacco e vile possibile. È questo che mi... Senta, che signora mi lascia- Ronzulli, noi abbiamo chiamato lei perché il signor Galan non sa niente e quindi volevamo capire da lei come funziona la giornata oggi. A che ora parla lui? Perché si diceva Allora, che... dovrebbe parlare intorno dopo
4, diciamo dalle 4 in poi. Insomma, Quindi prima del voto che è alle 5. Sì. E poi sì, è vero che va ad Arcore dopo? E poi va ad Arcore, sì. A casa Va ad Arcore. dai figli, no? Va giustamente dai figli, insomma si rifugia credo nel focolare dove uno tendenzialmente va anche vuole lei, passare... signora Ronzulli, va anche lei ad Arcore? No. No, io poi torno a casa. Boccia, cioè che sembra quasi dei vostri, voglio dire. Non è che il matrimonio con la De Girolamo l'ha un po' come messo in riga? No, secondo me è avvenuto il contrario. Sì. E comunque Boccia ha detto semplicemente una cosa di buon senso. Cioè che lui non avrebbe spostato il voto sulla decadenza aspettando la sentenza. Una cosa di buon senso. Ma chi è più a sinistra tra Boccia e De Girolamo? No, non c'è dubbio, Boccia. Boccia? Boccia, Ma certo. È sicuro? Ma sì. Sì, ma chi è che ha fatto più male a Forza Italia? O a lui? Boccia. Boccia? La De Girolamo come mai è andata con... No, questo sai, il cuore di un uomo lei è stato ministro è un dell'agricoltura, guazzabuglio, no? figurati quello di una donna. Scusi, però signor Galan, lei è stato ministro dell'agricoltura e la signora Di Girolamo adesso è? Lo stesso cosa. Allora se non lo sa lei, scusi, almeno questa la saprà. Ma secondo te io posso sapere perché la De Girolamo ha scelto Boccia? No, non perché ha scelto Boccia, perché ha scelto Alfano. No, perché meglio Boccia di Alfano, no? Perché fare il ministro è bello. Dice per quello. Poltronisti? Come dice la Mussolini. Strano, no? 5 su 5, stia incredibile, no? Ma adesso si dimentono gli altri Santelli, Archi, Ferri, tutti i sottosegretari vostri? Non lo so, penso, credo. Una cosa può saperla, ma però scusa, ma non è ancora decaduto e già dobbiamo pensare a tutto quello che ma facciamo hai detto dopo. tu che tanto non è inutile, ma che tanto non sono decade. mica un indovino? No, ci dica tu l'hai detto. una Sì, cosa. credo di sì. Se c'è un colpevole, cioè il colpevole massimo, chi è di tutto questo? Se dovesse fare un Ma nome. che vuoi che ne sappia? Lo so, ha ragione, adesso chiamiamo la Ma se Ronzulli. ci fosse un solo colpevole sarebbe bello. c'è sempre perché un grande vecchio. Se ce ne fosse uno, Sì. lo avremmo fregato perché Berlusconi vale 10 volte. Quell'uno, Qualunque- chiunque sia. sia. Proprio così. Non c'è ombra di dubbio. In realtà non è uno, è molto di più. Sono tanti. Lei che consiglio gli darebbe a lui oggi? Di rimanere in Italia, per esempio, oppure di fuggire all'estero, come dice qualcuno? Io non consiglio niente, Berlusconi è una persona molto intelligente, rimarrà in Italia, una persona molto per bene, non si deve fuggire davanti a niente quando non hai fatto niente. Sì, quindi non faresti come Craxi, per dire. Ma quelli erano altri tempi, erano altri momenti. Sì, si poteva far scappare più facilmente. Ma non questione di scappare, ricordatevi una cosa, che per chi non conosce il Presidente Berlusconi o Cavaliere, o chiamatelo come volete, non conosce l'uomo è un uomo ingenuo, un uomo bravo, un grande imprenditore. Siamo un po' critici. Forse vicino a lui ci sono stati, come ci sono stati per tanti capi di Stato, non solo in Italia ma nel mondo, dei grandi traditori e delle persone che l'hanno solo usato. Lui li vuole bene, ma gli altri lo usano. Pugnalato alle spalle, forse. Signor Galan, lei è indicato da tutti come quello che fa lo scouting, che cerca i nuovi candidati per Forza Italia. Matteo Renzi, cosa ne pensa? Perché guardi che, cosa dice con Forza Italia? Diciamolo piano. Che Devo essere sincero, l'avrei preso 8 anni fa. E adesso no? Non ci sarebbero questi problemi adesso. Ma non ci sarebbero questi problemi, l'avrei preso ai tempi in cui lui si è candidato a sindaco di Firenze. Adesso lo prenderei meno volentieri. Però cosa ti piaceva in lui? Scontato. La capacità comunicativa in particolare. Quindi era un Berlusconi bis? Aveva quegli atteggiamenti che tanto ammiriamo in capi di Stato estero, che sono innovativi. Chi le ricorda? David Cameron o Tony Blair. Però potrebbe, adesso facciamo così, sogniamo, inglese. potrebbe essere un bel candidato per Forza Italia. Ormai non più, ormai perché? Perché ormai sarebbe mica la prima perso. volta. Sarebbe stata una storica occasione anche per lui. Se perde le primarie del PD. Abbiamo Marina. Ma non lo so cosa. Io non credo che si faranno primarie. No, se perde le primarie del PD Renzi, a quel punto non le perde, se perde pazienza per lui. Perde vorrà dire che ha sbagliato. E se passa la decadenza? Che uno con un minimo di capacità innovativa in mezzo a quei burocrati di partito non può. Sì, ma tanto lui non perde le primarie e Berlusconi decade. Allora a quel punto noi che facciamo col centrodestra? Lo diamo a Marina o lo diamo a Renzi? Se fosse per te. Non vorrei mica che te lo dica adesso. Non me lo dici. Prende più voti Marina o Renzi, secondo lei? Signor Galan.
Marina. Cosa le manca di Militanza, Formigoni? E mi manca l'esperienza comune che abbiamo avuto. Poi io sono per un grande partito che comprenda anche persone con tendenze, credenze, Pure Formigoni. convinzioni anche. Certo, nel Quindi mio Formigoni è particolare perdonato? Ci stanno, non è perdonato, nessuno è perdonato. Sì, ma perché Alfano è un traditore e Formigoni no? Perché Formigoni ha una sua storia politica, deve molto a Berlusconi, ma ha una sua storia politica. Ha di dei suoi assoluta voti anche. Mentre dignità, Alfano no. Probabilmente anche dei suoi voti. Alfano deve esclusivamente tutto a Berlusconi. Senta, Ma ce l'aveva sto quid o no alla fine? Sembrerebbe di sì. A me pareva che quando l'ha tirato fuori il quid noi siamo andati all'11% e ha dovuto richiamare Berlusconi a fare la campagna elettorale. Ma, insomma, ha rimesso dentro il quid. no. Vabbè, mettiamo che Noi- Grillo e Renzi vi aiutino a far cadere il governo. Si va a elezioni in primavera. Che fate voi di Forza Italia? Come vi presentate? Con chi? Chi sarà il vostro candidato? Perché lui non è più candidabile. Non te lo diciamo adesso e non lo diciamo. E sapete- Ma forse perché non ce troveremo al l'avete? momento- Scusa, Galan, Ma non ce l'avete? Lo sceglieremo al momento opportuno, no? Non, Sì, ma mica lo potete tirare fuori dal cappello così. ma non sarà un cappello, si sceglierà Ma con quello le- con le maggiori probabilità di Ma con le- unire con le una primarie? coalizione Formigoni, capace di Formigoni. vincere. No, Formigoni no. No. Formigoni devi richiamarlo però prima di... Ma no, perché ci sarà, no, ci sarà. Le prim- Vedremo adesso se non altro alle europee si vota. Ma ci saranno le primarie? E vedremo come saranno No, i voti. perché si potrebbe- No, credo proprio di no. Queste primarie Quindi lui- ci sono solo in un paese in tutto il pianeta, i tanto vituperati Stati Uniti d'America. Quindi lui dirà... Dove sono regolate per legge. Guardate che tragedia stanno No, no, causando le primarie nel PD, nel Partito no. Democratico. Infatti, ma quindi perché dobbiamo succederà andare a che lui scopiazzare? dirà questo è il candidato, giusto? Beh, lui dirà, sarà come sempre un confronto fra di Sì. noi, fra E poi tutti decide quelli lui. che hanno Sì, ma qualcosa da sai, dire, scusa Giancarlo, fino scusami, a quando decide meglio degli altri, è però, bene che decida però lui non è che decide sempre molto bene, l'ultima decisione che ha preso è stata quella di Alfano. quella non è stata tanto buona. Che ma si questo potrebbe ci dire che era una puttanata. Ci mette al sicuro dal punto di vista statistico, Cioè che ha sbagliato quella volta. Quindi il e quindi prossimo non sbaglia più. sarà un candidato o una candidata, secondo lei? Io spero una candidata, ma sa- non ha importanza. Ma più no, Marina no, o più Barbara, se fosse per lei? Ma non lo so. No, ma se Non fosse lo per sa, lei- figura se sa queste cose, dai. ma No, ma io vorrei che tu mi definissi per favore la scelta di Alfano da parte di Berlusconi. Cosa è stato? Un errore? Una sciocchezza? Un grande errore. Un grande errore? Un Ma grande errore. voi non gliel'avete detto? Ma ognuno si sceglie i suoi Ma secondo lei, ascolta, collaboratori, Galan, si no. sceglie i suoi Come ideali questo è un partito, questo è un successori. partito, non è mica una che sceglie Berlusconi soltanto, e voi non noi- contate niente in un Beh, partito. insomma, se si è sbagliato Berlusconi ci saremmo sbagliati anche noi. No? Io stesso avevo Quindi- garantito ad Alfano, una volta che venne a Padova, il mio totale appoggio nella sua ipotetica corsa Alle a primarie. Premier d'Italia. E poi? E poi? Poi ho preso una fregatura anch'io. Certo. Senta, ma è vero che ieri quando ha incontrato un po' di parlamentari ha detto finalmente vedo solo facce simpatiche lui? Sì, è vero. Cos'è che ha detto esattamente? Ho detto ne vedo meno, ma almeno quelli che vedo sono tutti simpatici. Che eravate voi, c'era Verdini. Giancarlo si è affacciato, Sant'Anché. si è affacciato da Palazzo Grazioli. E ha benedetto le masse? Sì, Ghedini si è affacciato da Palazzo come Grazioli. Sì, Ghedini? Ghedini si è affacciato da Palazzo Grazioli, Ghedini. E pare che non ci sia molta gente a Palazzo Grazioli davanti. Lei adesso va? Adesso vedremo. Poi sai, quello che conta è quanti ti vanno a votare dopo. E allora sì vedremo chi ce li ha i voti. Senta, ma ha raccontato anche qualche Finora in 20 anni, nonostante tutto, Solo lui. non sono riusciti a batterlo. Ha raccontato qualche barzelletta ieri anche? No, No, neanche una? no. È sicuro, signor Galan? Sì. O si era distratto, parlava con la Sant'Anché, lei non... No. No. Senti Giancarlo, ma scusa, ma prima hai detto una cosa che mi è rimasta un pochettino così in testa. Cioè, se Forza Italia tornasse al governo, senza la palla al piede dei Giovanardi, eccetera, passerebbe il matrimonio gay? Ma non ho detto passerebbe il matrimonio gay, perché va discusso, insomma, Sì. c'è un Parlamento. Sì, c'è sì, un... certo, però se fosse per Forza Italia... Le posizioni, non c'è ombra di dubbio che in tema di diritti civili le posizioni di Forza Italia saranno molto più moderate, Di quelle, meno estremiste. Sì, però la più domanda era se rispettose. passerebbero i matrimoni gay. Beh, dipende da che percentuale avremo e da come saranno Sì, composte se fosse le per nostre voi, liste, se fosse no? per voi. 50%. Io ti posso rispondere per quello che riguarda me. ecco. Se fosse per me, Sì.
Certamente sì. Ma la Sì. Santanchè cosa dice? Ma non lo so, No, fa ragione, no, ma sì, ma infatti... c'è un Parlamento Sì, anche. sì, sono... sì, sì. Ma che cosa conta il Parlamento se voi avete la maggioranza? Ma la maggioranza è fatta di più di una persona. Sì. Ci lascerai la possibilità su questi temi? Ma quindi, in scusa, particolare, mi stai dicendo di che voi- ragionare ognuno con la sua testa. Quindi mi stai dicendo che voi andreste al governo di nuovo con la nuova il nuovo centrodestra, quindi Si tutto dovrà- quanto come prima. Ma si dovrà formare una coalizione, però io vorrei che gli italiani per una volta considerassero, secondo me lo hanno capito, che votare, spezzare il proprio voto comporta poi una impossibilità a fare le grandi riforme, Sì. i grandi passi Quindi in come al avanti. solito non votate i partiti piccoli, Ma ma io solo lo Forza dico Italia. apertamente, si Senta, voti ma per i partiti grandi, avete- uno è di sinistra, ma voti PD, certo. uno è di centrodestra, voti Forza Italia. Senta, avete lasciato la maggioranza perché di fatto dite che insomma la legge di stabilità si paga troppe tasse. No? Lei sa quali sono le nuove tasse? Come si chiama la nuova? Hanno tre nomi incredibili, ma io so la sostanza. No, il so nome. che hanno No, no. reintrodotto Sì. perfino sotto mentite spoglie l'IMU. L'IMU. Ma come si chiama la nuova tassa, quella adesso? Che... Quella di cui pare che sia proprio, Tutti. insomma, Quella che inizia con la I. sì. Si chiamano TAL. No, Tal. tal Sì. niente. No, Tal no. e qual. Ma no, quello è Carlo Conti su Rai 1 il venerdì sera. No, No. quello non è TAL, non è TAL. Cos'è TAL TAL? è tasse Alfano Letta. Ah, Tal, sì. No, come No, si no. con la I inizia, con la I, con la I. Dai, signor dai, che Galanti. ce la fai, Non dai. è difficile, avete lasciato il governo Con per la I, quello. con la I. Sembra, La sembra... IUC. La IUC. Ah, no, lo IUC. No, sì, No, la IUC. La IUC. la IUC, perché è imposta L'imposta, la IUC. sì, La IUC, imposta uni Unica sulla casa. comunale, no, comunale. comunale. Però va detto che la Che è- IUC si sì, divide ma che in- ti frega di IUC o No, non IUC? adesso io voglio Ti sapere i frega nomi. che ti fanno pagare anche sulla prima casa Scusi, lei, dall'anno ma prossimo. lei quando conosce una Questa è donna la gli sostanza. chiede il nome, le chiede il nome, o dice cioè, basta che sia bella, no, il nome anche. La IUC sapere. si divide in due, Sì. in due sottotasse, che Che erano sono le stesse della Trise, della se Trise, vogliamo dire. che sono Ma ti diverti con- che Eh. sono un sistema per No. imbrogliare gli italiani. No, non lo sai, Altro che, scusami, che Galà, di cambiano, la ma va verità, che non lo so sai. niente. allora, non lo la sai. la TAS. Ma La Tarsi. sarà la Tarsi. Sì, No, sì, la Tarsi è quella che No, c'è è adesso. quella che No, c'era. ma scusa, ma quello che vorrei che. Ma è la TUC, la conoscevi la TUC? Ma senti una cosa, Eh. so che in Italia si paga il 60% di Ah, imposte, sì. di TUC, più di qualsiasi di IUC. altro paese. So che ci che hanno casino. imbrogliati, Allora, so che Alfano e sì, i suoi dovevano vabbè, ma adesso- essere le sentinelli antetasse Sì, vabbè, ma- e o si sono addormentati o sono conniventi. A parte Ma sai com'è fatta Alfano? il pippone antitassi, la IUC si divide in una tassa veneta che è la Tasi, Sì. quella proprio veneta, Sì, la Tasi. Tasi. Come dice lei che è stato governatore del Veneto, Tasi? Non c'era ai miei tempi. Ma adesso come si dice Tasi in Veneto? Si tira la Tasi Tasi. ancora. Tasi. E l'altra- Vuoi che sia cambiata No. la lingua veneta E l'altra- che esiste da prima di quella toscana? Prima di Alfano. E l'altra Ma era prima la di- Ta- di- la di- Tari. prima di- Sai che lo trovo. Yuctari tasi, No, vede, c'era- yuctari tasi, yuctari tari tasi, c'è yuctari la tari canzoncina. tasi, tuc yuc fasi tasi, tiri posi masi fasi, E l'usi? yuc flusi fasi, lusi masi fasi. Vabbè, Masi? ma- Masi? Fasi, 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 yuc tasi. Vabbè, Senti, c'è la sigletta per pagare le tasse.